Giovanna Lippe, docente presso il Dipartimento di Area Medica dell'Università di Udine, responsabile del laboratorio di bioenergetica dello stesso Dipartimento. In questo video vi presento i risultati del progetto Mito-Targeted Therapeutic Agents Against the Senescence Associated Mitochondrial Dysfunction, a cui hanno partecipato 4 ricercatori strutturati, tra cui la sottoscritta Giovanna Lippe e 2 giovani ricercatori. La tematica ha riguardato i mitocondri, organeli subcellulari deputati alla produzione di energia sotto forma di ATP, che formano una rete molto dinamica all'interno delle cellule. Più in dettaglio, i singoli mitocondri contengono al loro interno delle introflessioni di membrana, dette criste, vere e proprie unità bioelettriche dove avviene la sintesi di ATP. Ancora più nel dettaglio, in ogni crista sono presenti molte copie dei 5 complessi che formano il sistema della fosforilazione ossidativa e consentono di ricavare l'energia contenuta nei nutrienti mediante reazioni cataboliche che portano alla formazione di acqua e al consumo d'ossigeno. Questi complessi funzionano come in un circuito elettrico, in cui alcuni pompano protoni, poi utilizzati dal complesso quinto o ATP sintasi per sintetizzare ATP. La riduzione dell'ossigeno ad acqua comporta tuttavia la produzione, seppur minima, di specie reattive dell'ossigeno, o ROS, produzione che in condizioni fisiologiche è ben controllata dalla presenza di un robusto sistema antiossidante. Infatti i ROS, se in eccesso, producono uno stress molto dannoso per le cellule. Durante l'invecchiamento, il controllo della produzione di ROS a livello mitocondriale viene a meno e ciò comporta la disfunzione mitocondriale e danno cellulare. Un aspetto rilevante della disfunzione mitocondriale associata all'invecchiamento cellulare riguarda la perdita di regolazione di un poro di grandi dimensioni, il poro di transizione di permeabilità mitocondriale, o PTP, che quando non attivo, cioè chiuso, consente la sopravvivenza cellulare, mentre se aperto per un periodo di tempo eccessivo, blocca la sintesi mitocondriale di ATP e porta a morte cellulare. L'apertura del PTP incontrollata è favorita da ROS e dall'interazione con la proteina ciclofillina D, fattori che sono presenti nell'invecchiamento. L'esistenza del PTP è nota dal 1980 e la sua regolazione da parte della ciclofillina è ben assodata già dagli anni 90. Invece la natura molecolare del PTP è ancora dibattuta. L'ipotesi recentemente più avvalorata è che sia ATP sintasi a formare il PTP, come riportato in questo precedente lavoro pubblicato dal nostro gruppo in una rivista di grande impatto. Da allora sono stati proposti diversi meccanismi molecolari, tra cui più recentemente il Deffinger ha messo in luce il ruolo fondamentale della ciclofillina D nell'indurre la formazione del PTP da ATP sintasi. Ed è su questo aspetto che è incentrata la nostra ricerca. Le ciclofilline sono un gruppo di proteine dotate di attività peptil prolicis transisomerasica potenzialmente in grado di modificare la struttura e quindi l'attività delle proteine target. Sono ubiquitarie, presenti dai batteri all'uomo, dove ne esistono ben 17 tipi diversi e diverse localizzazioni intracellulari. La ciclofillina D è l'unica forma presente nel mitocondrio. Quindi la nostra ipotesi di lavoro è che durante l'invecchiamento la maggiore apertura del PTP sia anche dovuta ad una maggiore interazione con la ciclofillina D, in particolare con la subunità OSCP di ATP sintasi, favorita da condizioni prossidanti. L'obiettivo del nostro lavoro è stato quindi quello di definire gli effetti di condizioni prossidanti sulla funzione e sulla struttura della ciclofillina D, quest'ultima mediante NMR. Per prima cosa abbiamo prodotto in batteri purificati in laboratorio la forma matura della ciclofillina D umana o forma wild type. La ciclofillina D è risultata estremamente sensibile anche a blande condizioni prossidanti. Infatti si osserva tramite elettroforesi la formazione di dimeri che vengono risolti con l'aggiunta di riducenti. Ritenendo che fosse la cisteina in posizione 1 responsabile della dimerizzazione, abbiamo prodotto una variante deprivata di questo residuo sostituito con uno di serina. Questa variante, detta C1S, risulta meno suscettibile
la dimerizzazione indotta da fenilarsina, un agente ossidante con alta affinità per tioli vicinali, confermando quindi il ruolo della cisteina 1 nella dimerizzazione. Siamo quindi passati all'analisi NMR, una tecnica spettroscopica che dà informazioni sulla struttura e dinamica delle proteine a livello atomico. Abbiamo quindi prodotto la forma marcata necessaria per le analisi NMR e condotto l'assegnazione, cioè l'identificazione dei segnali fondamentali per le analisi successive. Rispetto alla ciclofillina D, più del 90% del backbone della proteina è stato assegnato. Questo ci ha permesso di fare le successive analisi strutturali. In particolare, l'analisi dei ponti idrogeno attraverso il calcolo dei coefficienti di temperatura ha mostrato che circa il 70% dei gruppi amidici è impegnato in questi legami, ad eccezione della coda N-terminale. Infine, l'analisi della mobilità dei residui ha mostrato che la proteina è nel complesso rigida, con l'eccezione della parte N-terminale, che invece è estremamente sensibile. La dimostrazione che la parte N-terminale sia altamente mobile, quindi potenzialmente in grado di modulare le interazioni con proteine target, ci ha suggerito di produrre in batterio anche la variante tronca, cioè deleta dei primi 14 aminoacidi. Abbiamo quindi caratterizzato il legame ad OSCP delle due forme di ciclofillina D, wild type e delta 14, mediante incubazione di preparazioni mitocondriali seguita da immunopurificazione di OSCP. I risultati hanno mostrato che la forma tronca priva dell'N-terminale ha affinità di legame nettamente superiore per OSCP rispetto alla wild type, favorendo quindi l'apertura del PTP. I risultati finora ottenuti sono stati presentati ad un recente congresso internazionale. Le prospettive future, che speriamo di poter realizzare a breve, riguardano da una parte la verifica dei dati ottenuti in modelli cellulari, in cui riesprimere le varianti di ciclofillina D qui studiate per valutarne l'impatto sulla funzionalità del PTP, e dall'altra la definizione a livello molecolare mediante NMR dell'interazione di queste forme con la subunità OSCP di ATP sintasi. Questo al fine di ottenere informazioni utili a progettare nuovi potenziali farmaci in grado di revertire la disfunzione del PTP nell'invecchiamento. Per concludere, desideriamo ringraziare la Fondazione per il supporto ottenuto che ci ha consentito di portare avanti la parte sperimentale e al tempo stesso ha consentito ai nostri giovani colleghi di acquisire expertise in ambiti specifici, quali l'analisi NMR e la produzione di proteine ricombinanti. Ringrazio tutti voi per l'attenzione.